Vertice Lega Forza Italia, dopo lo strappo sulle candidature a San Donà e Vicenza, la rottura dell'alleanza potrebbe avere ripercussioni anche sulla candidatura di Mario Conte a Treviso. Tragico schianto a Saccolongo ai piedi dei Colli Euganei, a perdere la vita un giovane a bordo di uno scooter che si era scontrato con un'auto. Tragedia alle prime ore dell'alba di oggi in centro storico a Chioggia, un uomo è caduto accidentalmente nel canal Vena ed è morto annegato. Torna la violenza a Campomarzo a Vicenza, una nuova aggressione ai danni dei militari che sono stati accerchiati e aggrediti, uno è stato morso, i cittadini sono esasperati. Il caso dell'ex parroco di San Lazzaro a Trea Contina, oggi il patteggiamento ad 1 anno per lesioni e violenza nei confronti di una delle sue ex amanti. Ex Popolari Venete, giovedì in tribunale a Treviso, udienza cruciale, all'orizzonte rischio prescrizione, i risparmiatori annunciano una manifestazione fuori dal Palazzo di Giustizia. Aperture domenicali e festive dei negozi, la Giunta Veneta ha licenziato una proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento, prevista la chiusura 12 giorni all'anno. Buonasera e ben trovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, edizione che si apre con la politica e con il vertice che si è tenuto questa mattina a Padova tra i rappresentanti del centro-destra, un centro-destra che si spacca sulle candidature a Vicenza e a San Donà di Piave per le prossime elezioni comunali ed ora anche l'alleanza a Treviso è a rischio. Forza Italia e la Lega correranno separate a Vicenza? Sicuramente sì. A San Donà di Piave? Ma a San Donà di Piave credo non ci sia l'accordo. Non usa giri di parole Gian Antonio Darei, il segretario regionale leghista, esce a passo svelto dal vertice padovano che doveva ricomporre il centrodestra veneto attorno ai candidati sindaco di Vicenza e San Donà di Piave ed è invece terminato con una spaccatura che potrebbe avere conseguenze ancora più ampie. Nel momento in cui mancasse l'accordo e l'impegno che c'era su Vicenza, Treviso potrebbe anche rimetterci, spero di no. Treviso era l'unico grande comune con un accordo, quello sul leghista Mario Conte, ma la rottura potrebbe rilanciare la candidatura del forzista Andrea De Checchi e un centrodestra diviso al primo turno. A Vicenza i veti sui rispettivi candidati appaiono al momento insormontabili. Diciamo Mantovani è stato azzoppato da Forza Italia e andare a un confronto con un candidato forte come ha il PD, dobbiamo andare soprattutto con una campagna elettorale già iniziata, abbiamo preferito correre con Rucco. Noi non è potabile la candidatura di Rucco, perché la candidatura di Rucco è una candidatura figlia dell'opportunismo. A un tavolo del centrodestra avviato, Rucco si è sottratto per fare una candidatura in solitaria. Per quel che ci riguarda deve continuare la sua candidatura in solitaria. Gli altri alleati della coalizione si augurano comunque che ci siano margini per una ricucitura, ma ora la palla passa a Forza Italia che se rimane nel centrodestra non avrà candidati sindaco nei 3 maggiori comuni al voto. Purtroppo la politica è l'arte del possibile e può vedere anche delle eccezioni alle regole che abbiamo stabilito. In tutto il Veneto, tranne qualche rara eccezione, il centrodestra corre unito con i 4 simboli. È stato uno stop, adesso vediamo un attimo come andarlo a definire in maniera tale che anche su Vicenza si riesca a raggiungere l'obiettivo tutti assieme. Una giornata segnata dunque dai colpi di scena per le candidature a Vicenza. Sentiamo quindi le interviste a Fabio Mantovani che ha ritirato la sua candidatura e a Francesco Rucco che rafforza invece la propria posizione con l'appoggio della Lega. Francesco Rucco, la Lega ha detto sì, come incassa questo appoggio? Ma devo dire che è una notizia importantissima, soprattutto per Vicenza, perché c'era bisogno di un sostegno anche dalle forze del partito. Noi abbiamo sempre richiesto appoggio al nostro progetto civico, ben venga quindi il sostegno di Noi con l'Italia, di Fratelli d'Italia e della Lega Nord. La scelta della Lega è stata per me determinante, non che voglio dire la scelta rispettabilissima, è una scelta che va contro l'unità di candidatura nei confronti del mio nome e io mi ritenevo rappresentante di tutto il centrodestra cittadino o almeno dei partiti che ne rappresentavano larga parte, per cui ritengo che la legittima scelta della Lega però faccia venire meno le condizioni iniziali sulla mia candidatura.
La cronaca adesso, tragico schianto nel Padovano a Saccolongo ai piedi dei Colli Euganei, a perdere la vita un giovane a bordo di uno scooter. Un'auto che svolta a sinistra, uno scooter che arriva dalla direzione opposta e poi lo schianto dall'esito drammatico. A Saccolongo, ai piedi dei Colli Euganei, all'altezza del centro abitato, sull'asfalto rimane Simone Dalla Libera, geometra 37enne di Albignasego. Per lui inutili soccorsi. Il giovane lungo la statale 38 arrivava da Cervarese Santa Croce e viaggiava verso Selvazzano. In direzione opposta un'auto guidata da un 51enne del posto. Per causa in corso di accertamento, lo scontro è praticamente frontale. Per la violenza dell'urto lo scooter colpisce anche una seconda auto. Sul posto arriva l'elicottero del SUEM 118, oltre alla polizia municipale. Purtroppo per il 37enne non c'è nulla da fare. Il traffico viene deviato sulle strade limitrofe. I carabinieri si occupano della viabilità, che subisce inevitabili disagi. Altra tragedia all'alba di oggi in centro storico a Chioggia. Un uomo è caduto accidentalmente nel canal Vena ed è morto annegato. Una morte in conseguenza di una tragica fatalità. L'appuntamento col destino atteso Enrico Sarto nel centro storico di Chioggia. Erano le prime luci dell'alba. L'uomo, 51 anni, il prossimo 22 aprile, era in sella alla sua bicicletta elettrica e stava pedalando lungo l'argine. Ad un tratto, forse per una distrazione, l'uomo avrebbe perso l'equilibrio e con esso il controllo della bici. Il volo nel canal Vena gli è stato fatale, pure se l'acqua in quel tratto non supererebbe il metro d'altezza. Enrico Sarto, per il trauma subito, non sarebbe stato in grado di mettersi in salvo e lì il suo corpo, oramai privo di vita, è stato recuperato dai vigili del fuoco. I carabinieri l'hanno identificato subito. Enrico Sarto era conosciuto in città. Dispiaciuto, Monsignor Angelo Busetto, arciprete della cattedrale di Chioggia, lo ricorda come un uomo fragile ma scrupoloso e preciso. C'era stato affidato dalla Caritas per svolgere piccoli servizi di cui si è occupato fino a poco tempo fa con molta accuratezza, ci ha spiegato addolorato. I carabinieri della compagnia sull'accaduto hanno predisposto il rapporto con i rilievi di legge e consegnato alla Procura di Venezia. Nelle prossime ore il magistrato potrebbe già dare il nulla osta per il funerale. Questa mattina intorno alle 9:30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Verona per un incidente stradale che ha coinvolto 2 auto, una di queste adibita al trasporto disabili che dopo lo scontro si è ribaltata su un fianco. L'autista e l'accompagnatrice sono riusciti a liberarsi e ad uscire dal mezzo da soli, mentre la ragazza diversamente abile, rimasta incastrata dalla carrozzina, è stata tratta in salvo dai pompieri e poi è stata trasportata dal SUEM all'ospedale Borgo Trento. Sul posto anche la polizia locale di Verona. Torna la violenza a Vicenza, a Campomarzo. Dopo le nostre numerose inchieste, ieri una nuova aggressione ai danni dei militari che sono stati accerchiati e aggrediti. Uno è stato addirittura morso e i cittadini sono esasperati. Una cosa da dire, che noi vicentini non siamo più padroni del polmone verde, questo, Giardini Salvi, Parco Guerini, tutti neri, tutti e una massa di delinquenti. 3-4 militari sono sufficienti, assolutamente, non servono, almeno non so, triplicarli, metterne di più, insomma. Cioè, anche se vengono portati dentro una notte, cosa cambia? Puntuale la violenza è tornata a Campomarzo, il Bronx di Vicenza, presidiato dai militari notte e giorno. Ieri pomeriggio sono stati accerchiati e aggrediti da 10 nigeriani, un militare è stato morso alla mano. Nella notte tra sabato e domenica un peruviano è stato accoltellato. C'è tanto di cartello con scritto che non si può bere le bottigliette di vetro dalle bottigliette nel parco, ok? Loro si sono agitati ovviamente, ok? C'è stato uno scontro che hanno attaccato prima quelli di colore, ok? Cosa succede? Che sono stati colpevolizzati i militari per essersi difesi perché uno è all'ospedale e si è preso un morso nella mano. Nonostante la presenza dei militari, delinquenti e sbandati si sono divisi Campomarzo. A destra della stazione ci sono i nigeriani, hanno quasi tutti i precedenti. Se cerchi di avvicinarli si nascondono e si dileguano. Accanto a loro più in là la polizia cerca droga tra l'erba. A sinistra ci sono i tossicodipendenti che, come noi avevamo già documentato con la telecamera nascosta, alla luce del sole si drogano tra gli alberi passandosi le siringhe. Cosa si può fare secondo lei? Avere una guardia vicina.
Chi punta il dito contro l'amministrazione è il comitato Cittadini Prima Noi, che da 3 anni si occupa del problema dei migranti ospitati nei centri di accoglienza del Vicentino. Il sindaco di Vicenza ha delle grosse responsabilità, perché lui è quello che si è vantato in questa fase emergenziale di aver aiutato la prefettura nel trovare gli alloggi per queste persone. Poi lo stesso sindaco che in alcune occasioni ha alzato la voce lamentandosi contro il governo per la mala gestione del fenomeno. E adesso il caso dell'ex parroco di San Lazzaro a Padova, Andrea Contin. Oggi il patteggiamento ad 1 anno per lesioni e violenza nei confronti di una delle sue ex amanti. 1 anno di condanna, pena sospesa, oltre 10.000 euro di risarcimento alla vittima. È il Tribunale di Padova, nella veste del GUP Cristina Cavaggion, a mettere la prima parola fine alla vicenda giudiziaria di Andrea Contin, l'ex parroco di San Lazzaro, dimesso dallo Stato clericale, travolto 1 anno e mezzo fa dallo scandalo a luci rosse. Lesioni e violenza nei confronti di una delle ex amanti. Questa è la pena per cui l'ex sacerdote, che non si è mai presentato in aula, ha ottenuto il patteggiamento. A portare a galla la vicenda è la denuncia di 2 donne che avevano avuto relazioni e scambi con il parroco e in alcuni casi sarebbero state umiliate, addirittura picchiate dall'uomo. Numerosi ritrovamenti fatti dai carabinieri nella canonica, un'indagine che con l'andare dei giorni aveva visto anche il coinvolgimento di un secondo sacerdote. La prima parola fine poche ore fa nelle aule del Tribunale. Andrea Contin intanto non ha più fatto ritorno a Campo San Martino, suo paese d'origine, e dopo un periodo trascorso in Trentino sta cercando di vivere lontano dai riflettori. La polizia di Belluno ha denunciato 5 persone residenti in più città italiane per truffa aggravata e continua e indebito utilizzo di carte di pagamento. In seguito a varie segnalazioni di albergatori di Cortina d'Ampezzo, gli indagati avrebbero utilizzato gli estremi di carte di credito straniere per prenotare su portali internet soggiorni in alberghi di lusso senza poi onorare le fatture. Le regole vanno rispettate, altrimenti il Comune interverrà. A dirlo il primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro, rivolgendosi alla comunità islamica che negli anni si è resa protagonista di molte polemiche sull'utilizzo di edifici come moschee. L'inaugurazione della mostra all'M9 di Mestre, il viaggio della Costituzione, è stata l'occasione per il sindaco Brugnaro di rivolgersi alla comunità islamica locale, dal momento che la tappa veneziana della mostra parla dell'articolo 8 sulla libertà di culto. Via Fogazzaro, ora via Mestrina, al centro di polemiche perché i locali vengono presentati come centri culturali ma poi utilizzati come luoghi di culto. Non si può in maniera assolutamente furbesca aprire spazi in mezzo alle case dove la gente dorme, spacciandoli per luoghi di formazione piuttosto che centri di cultura. Recita così, una delle cose che dicono è recitazione del Corano. Allora, se la fai in 20 persone posso capire, se la fai in 300, in 250 no, non capisco più, ed è secondo me una cosa molto grave. Questo non può essere tollerato. Certo che cercheremo in tutti i modi di farla chiudere, così assolutamente non può essere, ma questo non vale per tutti. Cioè, nei luoghi devono essere rispettate le condizioni di legge. Il sindaco vuole chiarezza. Possono esserci anche utilizzi di altro genere, si fa fatica a presentare questo in maniera pubblica e invece noi vogliamo che le cose siano completamente pubbliche, non dichiarazioni così generiche e basta. Ma soprattutto non ci piace la furberia, i furbasti non ci piacciono per niente. Nelle prossime settimane potrebbero esserci tensioni visto l'avvicinarsi del Ramadan, il mese sacro per i musulmani. Ex Popolari Venete, giovedì in Tribunale a Treviso, udienza cruciale, fuori i risparmiatori annunciano una manifestazione. Crack delle Popolari, udienza chiave giovedì sul fronte Veneto Banca. Il Tribunale di Treviso dovrà esprimersi sulla richiesta della Procura di dichiarare lo stato di insolvenza dell'ex Popolare e i risparmiatori del coordinamento Don Torta protesteranno in massa fuori dal Palazzo di Via Verdi a supporto di questa decisione. Il rischio, in caso contrario, è che la gran parte dei reati vada prescritta. Lo stato di insolvenza permetterà un'indagine approfondita su ciò che è accaduto alle banche anche successivamente al 2015, periodo del
tutto non sondato, non valutato, non indagato, e vi sarà anche la possibilità da parte della magistratura di contestare i reati fallimentari che hanno tempi di prescrizione decisamente più lunghi di quelli sino ad ora contestati. Risparmiatori truffati che vogliono riaffermare noi ci siamo ancora. È una protesta per far sentire la voce di un popolo che ancora sta soffrendo e sta soffrendo ingiustamente, e anche una protesta per far comprendere alla politica che noi non ci accontentiamo di provvedimenti come quello del fondo di ristoro che creano ulteriori problemi invece che risolverli. Il fronte giudiziario da una parte, quello politico dall'altra, con una campagna elettorale ricca di promesse e un governo ancora da formare, ma a cui si chiederà di mantenere gli impegni presi. Noi ci aspettiamo dal nuovo governo che volti pagina rispetto al servilismo filofinanziario del vecchio governo Renzi e Berlusconi e che prenda dei provvedimenti seri per il risarcimento dei risparmiatori, ma anche per impedire che le speculazioni vadano avanti, perché c'è un concreto rischio che la gestione degli NPL lasciato in mano alla speculazione diventi il detonatore di una grande speculazione sull'immobiliare, sulla casa, che è la fonte di risparmio primaria per i veneti e per gli italiani. 3 giovanissimi sono stati denunciati dalla polizia locale di Treviso per aver commesso furti e atti di vandalismo ai danni di alcune auto parcheggiate in un garage. I 3 sono stati incastrati dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Erano entrati in azione una notte di dicembre, una ragazza e un ragazzo, entrambi ventenni, e con loro un minorenne originario del Bangladesh residente a Treviso. Nel loro mirino le auto parcheggiate in un'autorimessa sotterranea di un condominio di viale Nino Bixio, in pieno centro. Una volta entrati nel garage, dopo aver rotto i vetri dei veicoli, avevano portato via alcuni telefoni cellulari, ma non contenti, prima di allontanarsi avevano compiuto atti vandalici utilizzando un taglierino. I 3 poi, coprendosi il volto con cappellini e cappucci, se n'erano andati, pensando forse di averla fatta franca. Ma in realtà i loro movimenti erano stati catturati dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Immagini analizzate dagli agenti della polizia giudiziaria ad attirare la loro attenzione soprattutto la struttura fisica e le movenze della ragazza. Analizzando questi frammenti di immagine siamo riusciti ad individuare la ragazza era già nota, frequentava i giardini del centro ed era conosciuta da noi in quanto assumeva sostanze stupefacenti. Una volta individuata e rintracciata, la giovane è stata condotta in comando. Dopo un breve interrogatorio la stessa ha confessato e ha dichiarato, ci ha detto i nominativi degli altri 2 ragazzi. I 3 sono stati denunciati per furto aggravato, violazione di domicilio e danneggiamento. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto, andiamo a Treviso dove c'è stata una lite tra clochard al pronto soccorso del Cafoncello. I sindacati dicono situazione inaccettabile, serve un presidio 24 ore su 24. Inaccettabile, non è la prima volta che avvengono situazioni di questo tipo, che non vi sia un posto di polizia permanente 24 ore su 24. All'indomani dell'ennesimo episodio di violenza al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso esplode la rabbia dei sindacati. I lavoratori sono esasperati da una situazione che sta mettendo a rischio la serenità di un lavoro tanto difficile quanto delicato quale quello dell'assistenza d'urgenza ai malati. L'altra notte a scatenare il putiferio sono stati 2 senza dimora che si sono azzuffati perché entrambi volevano stendere ad asciugare su un termosifone gli abiti che avevano lavato nei bagni. Una lite furibonda che ha richiesto l'intervento della polizia intervenuta a sedare gli animi. Accade al Cafoncello di Treviso. In ospedale trovano riparo molti senza tetto, italiani e stranieri, che trascorrono delle ore in sala d'aspetto anche solo per ricaricare il telefono, usare il bagno, scaldarsi o appunto asciugare la biancheria. La direzione dell'ospedale intende fronteggiare il problema rafforzando la collaborazione con i carabinieri in congedo per sorvegliare la sala d'attesa.
Quello che è importante è il rapporto che abbiamo con i carabinieri in congedo in tutte le sedi ospedaliere. Andremo magari a aumentare l'orario perché il carabiniere in congedo è una figura istituzionale che può chiamare poi i colleghi e allontanare queste persone ovviamente dai pronti soccorsi, perché non sono luoghi dove si può stazionare perché c'è gente che sta male. Ma i sindacati chiedono di più. La buona volontà l'abbiamo vista anche laddove si è ricorso a convenzioni con personale in pensione, ma è territorio dello Stato e, insisto, non è zona franca, quindi va attuato un intervento risolutivo, va messo a riparo cittadini e lavoratori, va messo un presidio di polizia 24 ore su 24. Modifica della disciplina statale degli orari e delle giornate di apertura degli esercizi commerciali. La Regione Veneto preme sull'acceleratore. Dopo aver chiesto nelle scorse settimane un atto di impegno in questo senso a tutti i parlamentari veneti eletti dopo la recente tornata elettorale, l'assessore regionale allo sviluppo economico e al commercio Roberto Marcato annuncia che la Giunta Veneto ha deciso di prendere un'ulteriore iniziativa e ha licenziato una proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale. La proposta è quella di uno strumento legislativo già pronto che introduce alcune limitazioni alla liberalizzazione degli orari attraverso la previsione di 12 giornate festive, laiche e religiose in cui gli esercizi commerciali siano tenuti all'osservanza dell'obbligo di chiusura. La chiusura obbligatoria viene proposta per le seguenti giornate: 1 gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, la domenica di Pasqua, il lunedì dopo Pasqua, il 1 maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1 novembre, l'8 dicembre, il 25 dicembre e il 26 dicembre. La proposta prevede sanzioni pecuniarie da 2.000 a 12.000 euro in caso di inosservanza dell'obbligo e la chiusura dell'esercizio commerciale fino a 20 giorni in caso di recidiva. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, ospite in studio questa sera Mario Conte, candidato sindaco di Treviso per il centro-destra. Con le notizie dal Veneto ci fermiamo qui, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Alta pressione in rinforzo e dunque bel tempo asciutto e stabile sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di mercoledì 18 aprile. Sul Veneto sarà una splendida giornata di sole ovunque, non sono attese piogge. Ampio soleggiamento su tutti i settori, con il cielo che sarà sereno al mattino, al massimo velato nel pomeriggio. Le temperature minime saranno comprese tra 9 e 12 gradi, valori massimi in aumento, oscillanti tra 21 e 24 gradi circa. Situazione praticamente immutata sul Friuli Venezia Giulia, anche qui a prevalere sarà il sole, con il cielo che si presenterà sereno o al più con qualche innocua velatura sui settori più settentrionali della nostra regione. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 13 gradi, valori massimi oscillanti tra 21 e 24 gradi. Nessuna variazione di rilievo sul Trentino Alto Adige, dove sarà una bella giornata caratterizzata da un ampio soleggiamento ovunque. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori della nostra regione. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 12 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 24 e 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.